Una notizia bomba ha appena scosso il Milan. Tifosi rossoneri, siamo tornati con un altro imperdibile aggiornamento sul nostro amato Milan. E questo promette di far parlare di sé. Come sempre, il nostro impegno è quello di portarvi le informazioni più recenti, più rilevanti e di maggior impatto dell'universo rossonero. E prima di tuffarci a capofitto in questo nuovo capitolo che si sta svolgendo dietro le quinte del club, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuna novità. Perché quello che sta accadendo in questo momento nei corridoi di Milanello è semplicemente esplosivo. Un argomento scottante che sta generando discussioni, aspettative ed eccitazione. E che potrebbe influenzare direttamente il futuro della squadra per la prossima stagione. Si sta progettando qualcosa di grosso, lontano dai riflettori, ma con il potenziale di cambiare il corso del club nei prossimi mesi. Quindi tenetevi forte, perché quello che sta per arrivare potrebbe essere una svolta storica per il Milan. Il nome del gioco è Alexis Saelemaekers. Dopo aver recuperato dall'infortunio, il belga è stato in ottima forma, disputando un'altra buona campagna acquisti, ma il suo futuro a Milano è praticamente escluso. Secondo il Corriere dello Sport, via Milan Press, Saelemaekers tornerà a Milano quest'estate, ma solo per essere scambiato di nuovo. La Roma continua a essere in testa alla corsa e il giocatore stesso ha già acquistato un immobile nella capitale italiana, chiarendo la sua volontà di rimanervi. Ma il percorso non è chiaro, anche club della Premier League, della Bundesliga e persino la Fiorentina, avversaria del Milan questo fine settimana, hanno mostrato interesse. La Roma è ferma e potrebbe inserire in un eventuale affare nomi del calibro di Tammy Abraham, Bryan Cristante o addirittura Lorenzo Pellegrini. Tutto dipenderà dai valori e dalle strategie. Perché il Milan vuole trarre profitto dalla cessione e sfruttare bene il mercato estivo. E ora vogliamo sapere da voi tifosi rossoneri. Il Milan dovrebbe vendere Saelemaekers quest'estate o dargli una nuova chance in squadra? Vale la pena coinvolgere il giocatore in uno scambio con la Roma o con un altro club europeo? Commentate qui sotto. Partecipate al dibattito e restate sintonizzati perché questo mercato ha ancora molti capitoli da affrontare.